Un sabato tragico sulle strade venete, 3 giovani vite spezzate nella notte, a Piove di Sacco un'altra vittima in mattinata a Cinto Euganeo, nel tardo pomeriggio gravissimo, schianto a Oderzo. Dopo la ricollocazione dei migranti protagonisti della protesta di Cona, il colpo di scena, un gruppo di profughi scontento delle nuove destinazioni chiede di tornare indietro nell'ex base. La protesta dei medici di base, un'avvertenza che potrebbe essere superata con l'accorpamento all'interno delle ULSS, sarebbe una scelta strategica ed efficiente, dice il senatore Maurizio Sacconi. Una violazione dei limiti di velocità in laguna, un'omissione dei dati d'ufficio, il Movimento 5 Stelle di Venezia presenta una denuncia in procura attaccando il sindaco Brugnaro e la polizia locale. Centinaia di gioielli spariti dai bagagli dell'aeroporto Marco Polo di Tessera in 4 mesi. I carabinieri scoprono e denunciano 3 addetti al carico e scarico dei bagagli. Dopo il caso del 14enne di origine africana espulso per aver reagito alle offese razziste del pubblico e la dura presa di posizione del Giorgione Calcio, basta insulti o lasciamo il campo. Un oggetto, un luogo, una storia. Iniziamo da oggi un viaggio che continuerà ogni sabato nella memoria della Grande Guerra, a partire da una baionetta usata nella prima battaglia dei ragazzi del 99. Ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est, dunque la cronaca in primo piano con una tragedia delle strade. Ha avuto un bilancio di ben 3 morti, tutti giovani. L'incidente stradale avvenuto questa mattina, prima dell'alba, a Sant'Angelo di Piove di Sacco. 2 auto si sono scontrate frontalmente. Forse un colpo di sonno e l'alta velocità di entrambi i mezzi. Sull'asfalto mancano segni di frenata. Ancora non si conoscono le cause precise dello scontro frontale mortale avvenuto alle 4:20 a Sant'Angelo di Piove, sulla statale 516 piovese. 3 le persone decedute, tutte giovani. La 37enne Iole Bodo, nota barista di Saonara, il 20enne Michael Adu, di origini africane ma fin dall'infanzia residente a Pontelongo, e il 26enne cagliaritano Vincenzo Stara, entrambi pizzaioli. Lo scontro è avvenuto all'altezza della fermata delle Corriere vicino al semaforo per Brugine, di fronte al sushi e alla farmacia. La strada lì è anche più larga, dato che ospita la corsia per la fermata dei bus. Iole Bodo, titolare fino a un mese fa del bar Le Due Anime in centro a Saonara, pare tornasse da Piove di Sacco da una festa privata dove aveva lavorato ed era a bordo di una Volkswagen Beetle. In senso contrario viaggiava alla Punto, condotta da Stara. Quasi di certo anche lui e il giovanissimo Michael rientravano dal lavoro. I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dai carabinieri. E a distanza di poche ore dalla tragedia di Sant'Angelo di Piove, un'altra giovane ha perso la vita in zona Colli, sempre in un incidente. Un'altra vittima lungo la tristemente famosa strada provinciale 89 dei Platani. Verso la tarda mattinata Giulia Frigo, 25enne di Roveredo di Gua, Verona, ha perso la vita a Cinto Euganeo dopo aver sbattuto con la sua Punto contro uno dei grandi alberi a bordo strada. Per l'urto la macchina è poi finita contro un terrapieno che si trova dal lato opposto della provinciale. Per la ragazza, che viaggiava in buone condizioni stradali e meteorologiche, non c'è stato niente da fare. I sanitari del 118, arrivati dall'ospedale di Schiavonia, hanno tentato di rianimare a lungo la 25enne veronese, ma senza esito. Giulia Frigo lavorava come operaia. Ed un altro grave incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi in provincia di Treviso, ed esattamente a Oderzo. Ad essere ferito gravemente un motociclista. La persona è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Treviso. Le sue condizioni sono molto gravi. Parliamo della tragedia invece di San Giuseppe. La condanna a 4 anni e 6 mesi per Federica D'Ametto non va giù all'associazione Famiglie Vittime della Strada. Sono troppo pochi anni per aver ucciso una persona. Sentiamo. 4 anni e 6 mesi, è questa la condanna inflitta a Federica D'Ametto, la donna che ha travolto ed ucciso il 3 settembre 2015 Enrico Scarabello, che stava camminando assieme alla moglie. Una pena troppo mite, replica con fermezza l'associazione Familiari e Vittime della Strada. Non so su che basi diano le pene, se una vita umana, cioè per contro diamo una pena di 4 anni, ma
probabilmente neanche l'ergastolo ci porta indietro questa persona e dà giustizia. Federica D'Ametto, quella terribile sera sotto l'effetto di alcol e droga, aveva investito il 38enne scaraventandolo nella scarpata accanto alla strada. Ferita e in grave stato di shock anche la moglie. L'automobilista però non si era nemmeno fermata per prestare soccorso, ma aveva continuato la sua corsa. Poi, a causa delle sue condizioni psicofisiche, era stata costretta a fermare l'auto ed era stata arrestata. Per la famiglia Scarabello la vita si è fermata lì quella sera, in quel momento. Non serve il carcere dove non imparano nulla, dice Paola Conte. Per queste persone devono esserci pene alternative. Battiamoci per le pene alternative, quelle pene alternative che fanno lavorare queste persone accanto alle persone disabili che magari loro hanno reso, e forse diventerebbero delle persone migliori, e forse anche noi che abbiamo avuto questa ingiustizia forse avremo un po' di ristoro. Non importa se prende 3, 4, 5 anni, né se ricorrono in appello. Per me era importante che fosse riconosciuta colpevole. Sono queste le parole colme di dolore della moglie di Enrico. Purtroppo sono sempre tanti, troppi gli incidenti mortali sulle strade. Per noi, termina Conte, è una sconfitta. Amarezza, sconforto, quasi sconfitta per tutto quello che cerchiamo di fare. La marcia di Cona e la vittoria dei migranti registra però un colpo di scena inatteso. Una trentina di loro ha manifestato di non gradire il trasferimento in altra sede e 6 profughi hanno rifiutato il luogo assegnato, preferendo il ritorno al centro di accoglienza di Conetta. Al momento i 6 sono stati aggregati al gruppo dei 19 che ha ospitato nelle strutture parrocchiali di Gambarara di Mira nel Veneziano, una situazione che crea ovviamente nuova tensione sul fronte della gestione dei migranti. Sentiamo. Le nuove sistemazioni non sono state gradite da una trentina di profughi ricollocati dalla base di Conetta in seguito alla clamorosa protesta dei giorni scorsi. Tra quelli destinati alla Croce Rossa di Jesolo e alla caserma Serena di Treviso, in diversi si sono rifiutati di scendere dal pullman, chiedendo di essere rispediti nell'ex installazione militare per fuggire dalla quale avevano marciato per chilometri lungo le strade del Padovano e del Veneziano. All'interno del campo, intanto, la vittoria della battaglia di chi chiedeva il trasferimento ha acceso gli animi degli altri ospiti. Le 871 persone rimaste nell'ex caserma hanno capito che andarsene altrove è possibile e ora vogliono farlo anche loro. Circa 300 sarebbero già pronti a uscire e a mettersi in marcia verso Venezia. La vicenda intanto è approdata in Parlamento attraverso l'interrogazione del segretario di Scelta Civica Enrico Zanetti. È singolare, scrive, come una protesta organizzata e non improvvisata sia stata tollerata dagli organi dello Stato che invece di ristabilire le regole hanno consentito di infrangerle. Assecondare in modo diretto e pubblico le richieste dei migranti rischia di aprire precedenti pericolosi. Vanno invece ringraziati prefetto e patriarca, ribatte il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, per aver disinnescato una situazione potenzialmente esplosiva. Si pensi che solo a Cona ci sono più di 1000, anzi si è arrivati a 1500 ospiti, e a pochi chilometri a Bagnoli ce ne sono più o meno altrettanti, tutti concentrati in un arco di 6-7 chilometri con in mezzo un paese di 3000 abitanti. Solidarietà quindi anche ai sindaci di Cona, di Agna e di Bagnoli che si trovano esposti a una situazione difficile. Il sindaco di Carceri, dopo una nota del prefetto che minacciava il ricorso al giudice, ha dovuto sospendere l'ordinanza anti-ospitalità che imponeva di avvisare il comune se si ospitavano dei profughi. È durata poco meno di 2 mesi l'ordinanza firmata lo scorso 28 settembre dal sindaco di Carcere che imponeva al privato che voleva dare in gestione un alloggio per l'accoglienza dei profughi di avvisare preventivamente il comune, pena una sanzione che oscillava dai 2.500 ai 15.000 euro di multa. Il primo cittadino Tiberio Businaro ha sospeso il provvedimento dopo la minaccia del prefetto di ricorrere all'Avvocatura di Stato per eccesso di potere. L'ho sospesa in attesa di predisporre un regolamento, così come era scritto nell'ordinanza stessa. E io non ho nessun dubbio sulla bontà dell'ordinanza, perché l'ordinanza non andava a interferire sugli obblighi che ha il prefetto, sulla delega che ha da parte dello Stato di scegliere come gestire i profughi. Il sindaco aveva pensato al provvedimento per evitare situazioni di disagio in un piccolo comune come il suo, dove la presenza di un numero eccessivo di migranti avrebbe potuto creare difficoltà nella gestione. L'11 ottobre però il sindaco ha ricevuto una nota del prefetto.
non mi ha mai chiamato il prefetto, mi ha solo scritto delle lettere, diciamo, di minaccia di voler portarlo sotto aspetto giuridico con spese. Io non voglio spendere soldi della cittadinanza per una questione giuridica, perché la questione non è una questione giuridica, è una questione politica. E torniamo ora a parlare dei medici di base. Anche la funzione pubblica della CGIL padovana si schiera a favore di una riforma che renda i medici di base dipendenti delle ULS, una proposta lanciata dalla nostra emittente. L'obiettivo è un po' quello di far rientrare quelle che sono tutte le convenzioni con la medicina di base all'interno del servizio sanitario regionale. I medici di base dipendenti delle USL, una proposta lanciata dalla nostra emittente attorno alla quale si sta formando un ampio fronte, mentre ancora non si placano dibattiti e polemiche sui disagi provocati dallo sciopero della categoria. La funzione pubblica di Padova della CGIL si schiera decisamente a favore della riforma. Il fatto che in questo momento è in corso una forte riorganizzazione di quelli che sono tutti i servizi sanitari territoriali, è ovvio che il medico di base all'interno di questo contesto ha un ruolo molto importante, che però deve allinearsi a quelle che sono le richieste organizzative. È ovvio che nel momento in cui non si riesce, perché emergono contrasti che portano a mettere a rischio tutta quella che è l'organizzazione, bisogna intervenire in qualche modo, sempre con l'obiettivo di dare ai cittadini i servizi adeguati. Secondo il sindacato, questa scelta garantirebbe un migliore servizio ai cittadini, rientrando in un contesto che eviterebbe anche la mancanza di uniformità economica che si registra tra medico di base e medico ospedaliero. Naturalmente passi da un regime in convenzione nel quale sostanzialmente rispondi solo a te stesso e a quelle che sono le direttive in parte regionali, a un rapporto di dipendenza nel quale tu devi rendere conto a un datore di lavoro ben preciso. E continuiamo a parlare della protesta dei medici di base, una vertenza che potrebbe essere superata con l'accorpamento all'interno delle ULS. Sarebbe una scelta strategica ed efficiente, a dirlo il senatore Maurizio Sacconi. Come vede lo sciopero dei medici che viene replicato e sarà replicato ulteriormente qui in Veneto in contrapposizione con la... Questa è una vertenza e le vertenze posso solo dire che devono essere composte. Chiede si arrivi al più presto ad un accordo per scongiurare i nuovi disagi ai cittadini, il senatore trevigiano Maurizio Sacconi. Da Roma lo sciopero dei medici viene visto sempre più come un segnale negativo rispetto alla sanità veneta, presa come punto di riferimento da tutta Italia. Dico sempre che la sanità è una sfida permanente perché riguarda un primario bisogno delle persone, bisogno di salute che dobbiamo saper realizzare con efficienza ed economicità. Risparmio ed efficienza che la gestione diretta delle URSS potrebbe garantire anche per il settore dei medici di base e della medicina di gruppo, come sottolinea un volto notissimo della sanità trevigiana. Quando servirebbe probabilmente una rete di collegamento tra il presidio ospedaliero, l'ULS e i medici di famiglia per risolvere tutte le situazioni, che è vero non sono solo situazioni di natura economica, sono situazioni di natura, diciamo così, strategica, ma io credo che il dottor Benazzi e anche la Regione sapranno bene risolvere queste tematiche. Ci spostiamo a Venezia, una violazione dei limiti di velocità in laguna, un'omissione dei dati d'ufficio. Il Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale presenta una denuncia in procura. Sentiamo nei dettagli che cosa è accaduto. Tra maggio e giugno 2016 mi sono arrivate molte segnalazioni su un comportamento scorretto tenuto da un amministratore pubblico del comune e che riguardavano appunto una possibile violazione ai limiti di velocità su una barca che andava a folle velocità in bacino San Marco ed è stata casualmente fotografata dal telelaser dei vigili. Quindi ho fatto una banale richiesta di accesso agli atti per avere quei verbali redatti appunto quel pomeriggio e vedere anche il verbale che riguardava questo amministratore che casualmente ha anche la delega al traffico acqueo ed è il nostro sindaco Brugnaro.
Proprio il fautore della cosiddetta Onda Zero è il primo che purtroppo a bordo di un natante non ha rispettato i limiti di velocità e non sappiamo se l'ha fatto anche altre volte. Dopo varie segnalazioni, dunque, il consigliere comunale pentastellato Scano ha deciso di andare a fondo sulla questione che vedrebbe coinvolto il primo cittadino a bordo di un'imbarcazione immortalata dal telelaser in laguna ad una velocità ben oltre il limite consentito. Ma alla richiesta degli atti ha avuto una risposta negativa. Questi atti non mi sono stati dati, sono passati ben 78 giorni da quando ho fatto la richiesta ed è arrivata anche una risposta praticamente negativa da parte del comandante della polizia Marco Agostini. Inoltre hanno arbitrariamente escluso della documentazione dal possibile controllo consiliare, quindi ledendo il sottoscritto e il mio gruppo politico hanno leso i 15.000 erotti cittadini che ci hanno votato. Scano vuole una risposta. Mio malgrado presento la prossima settimana con l'avvocato che mi segue un vero e proprio esposto in procura per omissione d'atto d'ufficio. Passaggio a Treviso questa mattina di Stefano Parisi, ex sindaco di Milano e fondatore del movimento di centrodestra Energie per l'Italia. Un incontro con volti e gruppi politici storici della Marca dove non è mancato di discutere tra l'altro anche sul futuro dell'autonomia del Veneto. Evidentemente non è un risultato raggiungibile in questa legislatura, quindi è molto importante che nella prossima legislatura ci sia un'iniziativa forte sull'autonomia. Non crede nell'obiettivo di chiudere l'accordo per l'autonomia del Veneto in questa legislatura, il leader di Energia per l'Italia, coalizione di centrodestra che si è presentata oggi a Treviso. Tanti volti storici della politica e non solo di Marca, per lo più in cerca di una casa comune al di là di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. E se il tema dell'incontro era giustizia e legalità, inevitabilmente si è toccato anche il tasto dell'autonomia, con il voto storico dei Veneti che come una valanga potrà cambiare l'Italia. Ripensare al nostro sistema istituzionale sull'onda di questo esito referendario e quindi avere un'assemblea costituente che ricostruisca e riscriva la Costituzione. E se sotto il profilo politico l'autonomia è già un fatto inevitabile, su quello economico invece tutto è ancora da definire. Penso che sia stato sbagliato da parte della Regione fare una forzatura votando pochi giorni prima della trattativa una legge che in qualche modo condiziona il Presidente Zaia a un certo tipo di negoziato, perché in quella legge ci ha messo sia quanti soldi vuole sia il numero delle autonomie, tutte 23. Credo che su questo bisognerà che la stessa Regione indichi delle priorità. Vice Ministro dell'Economia che sottolinea come in realtà la fiscalità di fatto ritorni al Veneto. Voglio ricordare che praticamente siamo già quasi gli 8 decimi, perché i veneti versano 77 miliardi e ne ricevono circa 60 e quindi siamo già di fronte ad una redistribuzione. Su questo bisognerà fare i conti precisi. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio e continuiamo questa edizione con la cronaca da Venezia. Ladri nascosti tra il personale addetto ai bagagli dell'aeroporto Marco Polo, a inchiodarli le telecamere di sorveglianza. I carabinieri di Mestre hanno scoperto a rubare alcuni addetti al carico-scarico di merci dell'aeroporto Marco Polo. Approfittavano delle loro mansioni di facchini per far sparire merci pregiate, ma sono stati traditi dai sistemi di videosorveglianza interna. Da ottobre i militari della stazione di Tessera avevano avviato un'intensa attività di indagine sulla scia delle segnalazioni ricevute dai passeggeri che denunciavano la sparizione dei loro beni più preziosi. Al termine degli accertamenti è stato individuato un gruppo di 3 persone di diverse nazionalità. Nella perquisizione a casa di uno di loro sono state trovate 435 collane e 30 orecchini in metallo prezioso, nonché inequivocabili prove dei furti perpetrati ormai da mesi. Altra refurtiva è stata trovata nelle abitazioni dei 2 complici per un valore complessivo di circa 20.000 euro. Parte del maltolto è già stato restituito ai legittimi proprietari. Per i 3 è scattata la denuncia per ricettazione e furto aggravato. Basta insulti razzisti in campo, altrimenti fermiamo il gioco e rientriamo negli spogliatoi. Il fair play messo in campo dal presidente del Giorgione Calcio, settore juniores di Castelfranco Veneto. Vediamo di che cosa si tratta nel prossimo servizio.
Stop al razzismo, la parola d'ordine del Giorgione Calcio, settore juniores, società di Castelfranco Veneto affiliata alla Juve. Con il suo presidente Orfeo Antonello ha deciso di non soprassedere più agli insulti xenofobi. Interrompiamo la partita e rientriamo nei spogliatoi, punto. O decide l'arbitro, chi di competenza, o decidiamo noi. Non ci interessa i 3 punti, noi vogliamo tutelare i ragazzi che sono anche figli di quelli che sono in tribuna. La decisione dopo la squalifica inflitta a 2 dei suoi giocatori, ragazzini di appena 14 anni che in campo si erano ribellati agli insulti e alle offese dal pubblico adulto, cioè dai genitori della squadra avversaria, ragazzini doppiamente penalizzati, vista l'espulsione decisa dall'arbitro nei loro confronti. Ora, dice il presidente, per educare i ragazzi bisogna educare i genitori. Cioè noi abbiamo subito un'espulsione, diciamo nell'intervallo, cioè rientrando nell'intervallo, e per di più abbiamo subito un'altra espulsione al secondo tempo dopo 10 minuti di 2 ragazzi di colore, per cui se l'arbitro naturalmente non riporta i fatti come sono avvenuti veramente, è chiaro che dovremmo intervenire noi. Altro che fair play, qui al Giorgione alle pallonate si danno vere e proprie lezioni di educazione civica. Per cui noi non ce la sentiamo di continuare a lavorare in queste condizioni col settore giovanile, specialmente tutto là. Al via una nuova rubrica del sabato che dedicheremo alla Grande Guerra, un oggetto, un luogo, una storia. Iniziamo da una baionetta recuperata lungo il Piave, proprio vicino al mulino della Sega. Vediamo. Dove hai trovato questo attrezzo? Diciamo a 100 metri neanche da qui c'è un isolotto e durante le continue erosioni di questo isolotto spuntano sempre dei cimelli della Grande Guerra. Novembre 1917, linea del Piave, forse i giorni più bui per la nostra Grande Guerra. Oggi un orizzonte tranquillo, quello a ridosso del fiume sacro alla patria, ma qui al mulino della Sega di Saletto, ai piedi dell'Argine San Marco, 100 anni fa anche un oggetto come questo significava portare a casa la pelle. Questa qua è una baionetta del fucile 91, senz'altro utilizzata anche dai ragazzi, è comunque stata utilizzata dai ragazzi dai 99, la baionetta del 91 con relativo attrezzo per il taglio del filo spinato. Ecco, la particolarità proprio è questa, cioè non si trova neanche nei musei, è questa particolarità? Invece si trova questo attrezzo per il taglio proprio del filo spinato, va innestato nel fucile 91, va accompagnato alla canna del fucile sul filo spinato, tirano il colpo e il filo si rompe. L'alternativa era la tenaglia, che sotto i colpi del nemico significava morte certa, come descrive molto bene questa scena del film La Grande Guerra di Monicelli. Dal film alla realtà di un reperto della Grande Guerra restituito dal Piave. Oggetti che non mancano in ogni casa lungo il fiume sacro, ma anche in molte altre abitazioni trevigiane. E questa baionetta è il primo reperto dei tanti che vi racconteremo ogni settimana per non dimenticare la nostra Grande Guerra. Lo dico ad Antenna, è lo spazio dedicato a voi, segnalateci i disagi, noi interverremo, lo potete fare con un sms o via WhatsApp al 351 1755 340 oppure via mail a redazione@antenna3.it oppure ancora al telefono o lasciando un messaggio alla segreteria telefonica allo 0422 02 30 898. Antenna 3 ha una nuova applicazione per i telefonini e i tablet di ultima generazione e tutta Antenna 3 a portata di un click. Dallo streaming in diretta alle nostre produzioni e ai servizi di tutti i telegiornali basterà scaricare dall'Apple Store o da Google Play Store per i cellulari Android la nostra app Antenna 3 staccato e tutto in lettere per seguire minuto dopo minuto la nostra programmazione e condividere file dei servizi TG o degli approfondimenti 20:10, la voce del mattino, ore 13. È tutto a vostra disposizione, da oggi basta un click sul vostro cellulare. Ed è proprio tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a zero branco. Sarà una domenica all'insegna del bel tempo. Vediamo il dettaglio del 19 novembre. Sul Veneto alta pressione, sole pieno in montagna, presenza di nebbie o foschie sulla pianura padana, spesso persistenti.
Clima più fresco ovunque, con temperature massime che saranno comprese tra i 7 e gli 11 gradi, minime tra lo 0 e i 5 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Bel tempo anche qui, con cielo sereno o solo localmente poco nuvoloso. Locali foschie mattutine sulla pianura pordenonese. Le temperature massime saranno comprese tra i 10 e i 12 gradi, i valori minimi tra 1 e 4 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo al Trentino Alto Adige. Anche qui continua il bel tempo prevalente su gran parte dei settori con cielo sereno, neve moderata sui confini alpini esteri. Temperature massime sui 14 gradi, valori minimi tra lo 0 e i 3 gradi circa. Il mare sarà calmo sulle coste e poco mosso al largo, i venti moderati nord-occidentali localmente deboli sulla laguna di Venezia. Per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.